La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Buongiorno, sono Francesco Torini, amministratore delegato di MAV Men at Work. In questo breve video vorrei rispondere alla seguente domanda. È vero che con l'avvento dell'Industria 4.0, con l'avvento dei robot, insomma, si perderanno un sacco di posti di lavoro? Ci dobbiamo preoccupare? Allora, risposta secca. Non è vero che nel medio periodo si perderanno tutti questi posti di lavoro. Allora siamo tranquilli? Niente di cui preoccuparsi? Purtroppo no. Cerco di spiegare quello che penso considerando un periodo storico, la prima rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale significa sostanzialmente invenzione del telaio da tessitura automatico e della macchina a vapore. Parte nel 1780 in Inghilterra e la si fa terminare circa 140 anni. Che cosa che ci interessa? L'invenzione di questo telaio della macchina a vapore fa sì che la produzione di cotone fatta da circa 780 persone possa essere fatta 100 anni dopo da una persona sola. Il lavoro di 780 fatta da uno solo. Ci ricorda qualcosa, vero? Ecco, immaginate che crollo di lavoro nella tessitura del cotone, un disastro. Invece succede che nel 1830 il settore tessile impiegasse 21.000 addetti. Sapete quanti 20 anni dopo? 331.000, 15 volte di più. Come è possibile? Prima il cotone non se lo poteva permettere nessuno, perché per produrlo ci voleva molte ore di manodopera, mentre dopo con l'automazione costava molto meno e si poteva vendere molto più cotone. E quindi sì, meno persone a tessere, ma molte più persone in magazzino, alle vendite, in amministrazione e così via. Ecco, questo penso che succederà con l'avvento della robotica, dell'Industria 4.0. Si ridurranno lavori che verranno svolti dai robot, ma ne nasceranno di nuovi. Quindi nessun problema? Non c'è da preoccuparci? No, dobbiamo preoccuparci anche molto, perché questo cambiamento sarà molto più veloce di quello della prima rivoluzione industriale. Cioè, allora ci ha messo 100 anni, 140, noi ce ne metteremo 20. E di nuovi posti di lavoro saranno in ambiti che oggi non sappiamo affrontare. Già oggi dovremmo avere molti più periti tecnici di quelli che abbiamo, figuriamoci tra 5 anni. Non sto parlando solo di programmatori, parlo anche di operai specializzati, manutentori, periti meccanici ed elettromeccanici, ingegneri, anche di matematici, fisici, biologi. Insomma, in conclusione, se dovessi suggerire a un ragazzo o a una ragazza in che ambito orientare gli studi, direi sicuramente una materia in ambito Science, Technology, Engineering e Math, quelli che gli anglosassoni chiamano STEM. E per chi lavora già, questa è un'altra storia, ce la teniamo per la prossima puntata. A presto e grazie per l'attenzione. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.